operativo di Cartura. Il botto è stato avvertito intorno alle 3:40 e i ladri sono riusciti a scappare con i pochi euro che erano contenuti all'interno dello sportello che era appena stato svuotato. Sanità veneta d'eccellenza. A Campo San Piero è il primo ospedale non universitario d'Italia ad aver trapiantato una retina artificiale. La sanità veneta aggiunge un altro tassello tra le sue eccellenze. Protagonista è l'ospedale di Campo San Piero, dove a gennaio sono stati eseguiti 2 impianti di occhio bionico, una retina artificiale che permette di ridare la vista a pazienti affetti da retinite pigmentosa e divenuti completamente ciechi a causa della degenerazione di alcune cellule. Questo impianto ci permette di andare a stimolare direttamente le fibre nervose, bypassando queste cellule che ormai non esistono più. Un intervento di massimo 4 ore in anestesia generale, per un giorno, massimo 2 di ricovero. Per riacquisire a piccoli passi la vista, seppur a campo ridotto, il sistema prevede esercizi specifici e l'utilizzo di particolari occhiali che acquisiscono le immagini e che vengono poi convertite in stimolazioni elettriche. In programma altri 5 interventi per dare ad altri pazienti una grande speranza dopo il buio assoluto. Una grossa emozione perché dopo tanto, ormai erano più di 20 anni che vedevo il buio, perché io fino a 41 anni ho visto. La speranza di vedere la luce che ti dà aria, ossigeno, vita, sole. Se a questo si aggiungeranno ostacoli da vedere, gli oggetti e, come dicevo prima, i miei 2 bellissimi figli, allora il risultato sarà raggiunto in pieno. Nel mondo sono stati effettuati 100 impianti di questo tipo, 15 in Italia, 2 a Campo San Piero. Quei 70 milioni di euro che ho voluto investire per le attrezzature e le altre tecnologie oggi ci danno ragione. L'ospedalizzazione media del Veneto è di 7 giorni contro i 30 giorni di qualche altra regione. Ha ricevuto una telefonata speciale direttamente da